Vi presento gli ospiti qui in studio. Saluto il presidente di Confimindustria Alessandro Trentin. Presidente, bentornato. Buonasera, grazie. Ovviamente la lente di ingrandimento è sull'economia, su quanto sta accadendo, su quelle che possono essere che sono già le conseguenze di questa difficile situazione politica. Presidente, tutti gli industriali sono concordi anche in Veneto nel criticare, nel condannare quello che è stato a loro giudizio è stata una fine prematura del governo Draghi, che avrebbe dovuto, dicono anche le categorie, andare avanti almeno fino a finire la legislatura, dopodiché si sarebbe andati a votare. È così traumatico, diciamo, il fatto che il governo sia caduto in corso d'opera col PNRR? Rimane questa la posizione delle imprese, anche le imprese, non soltanto le grandi imprese? Ma a dire la verità, io non mi spingo a dare un giudizio sulla caduta del governo. Mi sembrerebbe irrispettoso nei confronti dei nostri rappresentanti, perché continuiamo a dire che la nostra è una repubblica, ha un impianto di tipo rappresentativo, e su questo possiamo discutere se sia il caso, no? Se ne discute già, se è il caso di cambiare questo impianto in funzione presidenziale, semipresidenziale, comunque più diretto. Nel momento in cui questa politica, che ci dicono sempre decidiamo noi, decidono di far cadere il governo, se ne assumono responsabilità. Quello che però, insomma, vorrei dire che sta nella logica delle cose è che quando cade un governo se ne fa un altro, sostanzialmente. Cade un governo, si va a elezioni, i cittadini si esprimono. Non c'è mai una vacatio di potere, no? Non c'è mai un momento in cui non ci sia l'istituzione che funzioni. Evidentemente le forze politiche in Parlamento hanno valutato, cercando di interpretare, credo, il volere dei loro elettori, che questo governo e questo Parlamento non fosse più rappresentativo, non operasse per il bene, diciamo, secondo la loro opinione. Io per quanto riguarda lo spirito, diciamo, i commenti delle imprese, sì, sinceramente sento tutt'altra preoccupazione più che la caduta di Draghi, perché vorrei anche così esprimere un pensiero del tutto personale, ma certo, l'Italia è dal fascismo in avanti che vede in un uomo solo la soluzione dei problemi. In altre democrazie questo non succede, voglio dire, cade un governo, se ne fa un altro, voglio dire, anche Draghi, credo, posso affermare che è un uomo come noi, voglio dire, ne troveremo un altro come noi che sarà anche più bravo, voglio dire, ma troveremo sicuramente una soluzione. I problemi però degli imprenditori sono ben altri, ma li avete già riassunti in maniera perfetta nei vostri servizi. Uno di questi, tra l'altro, è un servizio della vostra redazione di Vicenza su un'azienda che io conosco molto molto bene perché è un amico. Mi mostra le bollette energetiche di un'impresa manifatturiera che si occupa di stampaggio plastico. A parità di kilowatt è passato da 70.000 euro al mese, è un'impresa grossa che quindi coinvolge anche un tessuto sociale, molte famiglie che vivono all'interno diciamo, di questo business, a 350.000. Non stiamo parlando di 70.000 a 140.000, che sarebbe già, io credo, un disastro, no? 350.000 euro di energia al mese. Giustamente, parlando anche con Marco, questo mio amico che è il titolare, tra l'altro giovane, dice: io per tutti i business plan che posso fare, per tutte le ricerche di ridurre altri costi, io in questo momento, altri 3 mesi in queste condizioni, sono costretto a chiudere. Perché io sono certo che quando arrivo la mattina in stabilimento perdo soldi, ma non li perde l'imprenditore i soldi. E qui vorrei anche, insomma, sdrammatizzare un po' i discorsi che ho sentito prima sull'economia, diciamo, liberale. Magari avessimo avuto un'economia liberale, questo è un termine che ormai è usato, abusato, ed è stato trasformato, soprattutto in America, con la politica liberal. Ma la politica libera è quella di sinistra. La politica liberale in questo paese non si vede probabilmente da 30 anni. Quindi non diamo la colpa alla politica liberale, che non c'è, perché il 65% del PIL italiano è gestito, se non tutto, ma in parte, da partecipazioni statali. Okay? L'economia è fatta in questo modo. Non lo dico io, lo dicono ovviamente i dati che sono inconfutabili.
Quindi abbiamo questo problema che non coinvolge i soldi dell'imprenditore, ma coinvolge un'organizzazione che si chiama impresa, che è fatta soprattutto, e per ultimo l'imprenditore, è fatto di dipendenti, è fatta di filiere che sono collegate, di fornitura, è fatta di clienti, è fatta anche di consumatori finali, perché anche noi come consumatori abbiamo bisogno di quei prodotti, prima o dopo, ma non solo perché sono magari banali o rinunciabili, perché sono prodotti che vanno per esempio nei macchinari della sanità. Cioè noi non possiamo pensare che un paese che si sveglia improvvisamente dicendo siamo dipendenti dalla Russia energeticamente e adesso cosa facciamo? Quindi capisco il problema dei governi recenti che non sanno dove sbattere la testa perché sono 30 anni che non si prendono provvedimenti, ma se dobbiamo agire dobbiamo per forza salvare le famiglie. Se questo significa fare qualcosa che attualmente non funziona, cioè le sanzioni alla Russia, che non funzionano per la Russia, nel senso che non abbiamo visto quegli scenari catastrofici per l'economia russa, ma anziché invece li vediamo nella nostra economia. Dobbiamo cercare di usare probabilmente armi diplomatiche e perlomeno nel breve salvare quello che possiamo salvare. Nel medio e lungo termine abbiamo bisogno di forze politiche che non abbiano preconcetti, che ascoltino la scienza vera, quindi scienziati che ci indichino delle tecnologie che riducano nel contempo la CO2, perché il problema del clima è appunto quello del CO2, e che ci consentano di avere energia. Allora, sentiamo di nuovo Trentin, poi torniamo dal professor Lottieri, che tra l'altro è un libertario di destra, così mi pare che possa essere definito. Trentin, rispetto non tanto agli equilibri, ma insomma sempre alle imprese, agli scenari, a quanto la politica dovrebbe fare per sostenere le imprese, o se non altro, dicono gli imprenditori sempre, per lasciarli, che almeno ci lasciano lavorare, che tolgano di mezzo finalmente sta burocrazia. Il cuneo fiscale, il taglio, sentivo, ha prodotto diciamo dei risultati pare scarsi, su uno stipendio di un lavoratore da 35.000 euro, per dire, mi pare che siano 12 euro lordi al mese, insomma, quindi voglio dire, come dargli un cucchiaino di zucchero, che ne so. Vede direttore, misure scarse producono risultati scarsi, c'è poco da fare. Il problema è che a quanto dicono le manovre di bilancio hanno sempre dei paletti diciamo stretti, ma è sempre una visione di parte, perché il bilancio dello Stato non può essere sempre riassunto nel non ci sono risorse, e se non ci sono risorse dobbiamo aumentare la tassazione. Piano, perché i bilanci, chi ha fatto ragioneria o semplicemente le medie, che ha fatto insomma sottrazioni e addizioni, sa che c'è anche un'altra parte, che è la spesa dello Stato. La spesa dello Stato in Italia è abnorme, ma soprattutto per chi, voglio dire, tifa per politiche socialiste, non io, ha dei capitoli spesi male. Cioè noi spendiamo troppo per cose che non producono poi progresso, che non producono redistribuzione di ricchezza. Quindi è lì che bisogna agire. Non possiamo agire sempre dalla parte dei ricavi, che per lo Stato sono le tasse sostanzialmente, quindi l'imposizione fiscale, che anche questo è un termine, voglio dire, imposto, no? Quindi ti impongo di... Il problema è che le politiche di imposizione fiscale, per poi attuare dei processi distributivi attraverso bonus e quindi cercando di coinvogliare la spesa degli individui verso obiettivi che qualcuno dall'alto, cioè il superuomo, l'uomo della provvidenza, decide che è più giusto che lei abbia un pannello fotovoltaico oppure, voglio dire, banalmente possa farsi una cura odontoiatrica, no? Perché le conviene di più fiscalmente fare uno rispetto a un altro. Non funziona, ma non ha mai funzionato nella storia una cosa del genere. Allora, quello che io tento di dire e di sostenere è che qui ci vuole un cambio di rotta, non la continuità. A me non interessa Draghi, Letta, Salvini, no, a me non interessa questo, non interessa a chi fa impresa, a chi cerca di produrre ricchezza, ma ci deve essere un cambio di mentalità e di politica economica. Quando si parla di liberali, sentivo prima, i liberal sono
non vorrei aver interpretato male, più attenti ai diritti civili, come, non so, se i liberali invece con la I no. Adesso io contesto questo tipo di affermazione, ma dobbiamo andare verso una più attenzione verso l'individuo, all'autodeterminazione dell'individuo, e per fare questo, che se ne dica, che se ne voglia, ci vogliono le risorse, ma quando un individuo chiede più risorse vuol dire lasciare in tasca quello che produce, non portami via tutto e poi aspetto lì come un uccellino il bonus per questo e per quell'altro. Perché queste politiche hanno prodotto, e non lo dico io, un debito pubblico astronomico, il terzo debito pubblico mondiale, nonostante credo siamo il 30° paese in ordine di abitanti, quindi è totalmente sproporzionato. Abbiamo un PIL che voglio dire, qualcuno festeggia la crescita del PIL, ma attenzione, siamo ancora 6 punti più o meno sotto a pre-pandemia, che era già sotto negli ultimi 10 anni di innumerevoli punti. Quindi anche qui la matematica ci viene in aiuto, ma quella semplice. Quindi o il nuovo governo ha il coraggio di fare politiche di rottura e veramente rivoluzionarie e di cambiare il paradigma, di lasciare agli imprenditori e agli individui dipendenti privati, chiunque, i cittadini, i soldi in tasca per poter vivere una vita dignitosa, altrimenti il futuro sarà solo un disastro. Se posso fare una piccola parentesi politica, prima veniva ricordato il capitolo quinto cambiato dal governo di sinistra, ed è perfettamente giusto, se non erro è il governo D'Alema, no? Dell'epoca. Il governo D'Alema approvò quella cosa e tutti, insomma, chi è attento ed ha a cuore diciamo, l'autonomia, e non solo della nostra terra ma in generale, ha festeggiato. Ma ricordo, se non ricordo male, c'era la componente leghista in quel governo che era stata estratta dal governo di centrodestra facendo cadere Berlusconi, e quindi la Lega in quel momento, ma non per dire la Lega, poteva chiamarsi Partito X, ha avuto un ruolo determinante seppur in minoranza. Ecco, io vorrei che nel futuro un qualsiasi partito politico, fosse la Lega che ovviamente fa di questa cosa la sua bandiera, sia in grado di battere i pugni come ha fatto con D'Alema, con la minaccia di far cadere il governo se l'autonomia non viene attuata subito, perché è il fulcro centrale. I territori italiani sono così diversi economicamente, socialmente, culturalmente, perfino linguisticamente, e mi riferisco per esempio ai nostri concittadini di lingua tedesca piuttosto che francese, eccetera, o slovena nella parte del Friuli, che dobbiamo arrivare in fortissimo ritardo, ma dobbiamo correre ad avere delle amministrazioni locali, regionali, autonome dal punto di vista fiscale. Quindi, cara Lega, piuttosto che caro PD, tanto per par condicio, se sarete al governo dovete mettere al primo punto questa cosa. Al di là dei meriti, sono stato io, sei stato tu, questa cosa deve essere veramente centrale. Carissimo, carissimo. Grazie al Presidente di Confimindustria, Alessandro Trentin. Presidente, a presto. Grazie, buonasera.